Audio Jungle. Dopo l'incredibile pareggio subito in rimonta contro la compagnia Malo, l'Antenore Sport Padova torna già in campo nel turno infrasettimanale che è il recupero dell'8ª giornata del girone d'andata del campionato di Serie C1. L'avversario è il Verona, che si difende molto bene, riparte in contropiede fin dai primi minuti, non succede tantissimo nel primo tempo. Questo è il primo tiro di Boateng, poi ancora a Petrone, bravo Parisotto a parare. L'Antenore Sport Padova ci mette un pochettino prima di carburare la prima occasione, arriva con il neoacquisto Luca che si fa vedere così bravo il portiere a parare. Poi l'ultima parte del primo tempo, soprattutto di Marc Antenore, questa clamorosa traversa di Rizzi che ha fatto gridare al gol, poi recupera palla la formazione di casa, bello scambio tra De Vivo e Secchieri, bravo però il portiere in uscita ad evitare il peggio. Come vedete però continua a giocare bene in contropiede l'Antenore, ancora bravo qua Parisotto su fantasia. L'ultima occasione del primo tempo capita sui piedi del capitano Crepaldi, un'azione simile aveva portato al gol venerdì scorso, qua invece c'è la parata del portiere. Si arriva nella ripresa con il Verona, ancora bravo a distendersi nelle ripartenze, ma ancora bravo Parisotto a parare qui su Rigo. Un lancio lungo, mette Boateng davanti a Parisotto che temporeggia, poi Boateng sceglie la soluzione indietro per Campana che però spara alto, cresce l'Antenore, qua si fanno le prove del gol perché Cinquino cerca Secchieri che non inquadra la porta, il gol però arriva a metà della ripresa, un'azione bellissima nella quale toccano palla tutti e quattro gli uomini di movimento di Rodriguez, alla fine a segnare è Secchieri su assist di Crepaldi, vantaggio meritato per l'Antenore Sport Padova che poi vorrebbe chiudere la partita per evitare Patemi, qua però è sfortunato con un doppio palo incredibile. Cinquino si rimane quindi sull'1-0, l'occasione per il 2-0 capita sui piedi di Locrati che spara però sul portiere così per l'Antenore c'è ancora la sofferenza finale, ma ancora un grande Parisotto che para prima su Boateng, poi però rischia di commettere la frittata, perde questo pallone, deve salvare in scivolata a Crepaldi su Boateng, è scatenato il numero 10 del Verona, ma anche Parisotto vuole mantenere la porta inviolata dopo gli 8 gol subiti venerdì scorso. Alla fine, proprio all'ultima occasione del match, lo salva anche la traversa su questo tiro di Bucci, finisce quindi 1-0 per l'Antenore Sport Padova che torna alla vittoria, può festeggiare e anche scacciare i fantasmi del venerdì precedente dopo la rimonta subita contro la compagnia Malo. Adesso c'è più fiducia nei ragazzi di Rodriguez che tornerà in campo già venerdì per affrontare il Cosmos 9.